E adesso diamo la parola a chi ha voluto fortemente, fortissimamente, potremmo dire, questo DDL, Monica Cirinnà. Grazie a tutti voi per essere qui così numerosi a quest'ora tarda, in questo posto meraviglioso. Grazie al Sindaco per averci ospitato in questo luogo comunque che mantiene una sua sacralità al di là dell'utilizzo che ne viene fatto. Grazie a Laura che mi ha costretta con la sua positività e con il suo sorriso ad essere qui questa sera, dopo appunto aver spostato in modo molto doloroso la prima data, perché eravamo tutti convinti che il famoso DDL 2081 sarebbe arrivato in aula prima. Grazie anche a chi ha organizzato questo dibattito per avermi dato la parola per ultima, così voi sapete già tutto quello che è accaduto in Europa, sapete già tutto quello che si può dire e non dire all'area cattolica con estremo rispetto, e sapete anche tutto ciò che con un lavoro di tessitura certosina, con l'aiuto di tanti giuristi e di tanti amici delle associazioni, non solo LGTB ma anche delle associazioni di giuristi, io ho fatto in questi 2 anni per costruire un matrimonio senza chiamarlo matrimonio. Ho detto nell'assemblea che ho fatto a Belluno poco fa, è difficile raccontarvi la straordinaria storia e gli straordinari eventi che ho vissuto in questi 2 anni di vita. È come se avessi deciso di camminare sull'orlo di un vulcano, sapendo che il magma incandescente piano piano saliva e aumentava, gli Alfani, i Cattodem, le sentenze che ci dicevano sbrigati, la parte più retriva del Parlamento che comunque in qualche modo si faceva sentire, le lunghe notti in Commissione Giustizia, di cui io devo ringraziare veramente la totalità dei 112 senatori del Partito Democratico che hanno fatto anche le sostituzioni, tanti di loro, Laura è venuta tante volte. Guardate, stare di notte in Commissione Giustizia, sapendo di doversi occupare dei diritti delle persone che non hanno diritti e che spiegano anche perché il tuo paese è così avanti e il tuo Parlamento è così indietro. Sapere che sei lì perché devi fare una legge giusta e poi trovarti davanti quella che io ho definito la cavalleria, trovarti davanti in ordine d'apparizione come negli incubi notturni Giovanardi, Malan, Gasparri, Quagliariello, Marinello, Caliendo, perché li senti parlare di argomenti tristi, insultanti, vergognosi, delle volte omofobi. Io ho passato un'intera notte, mi pare che in quelle notti una delle sostituzioni lo fece la senatrice Pezzopane, perché noi abbiamo anche delle colleghe che non resistono fino a tardissimo. Ho sentito un'intera notte parlare il presidente Nitto Palma, il senatore Caliendo, il senatore Gasparri, su come avremmo potuto applicare in una coppia di 2 donne la nullità dell'unione civile per impotenza coeundi. E voi ridete, ma state 5 secondi zitti con voi stessi nella vostra mente e rendetevi conto del livello, e rendetevi conto dell'orrore, rendetevi conto dell'insulto che tutti noi che volevamo ottenere questa legge abbiamo subito, sapendo di rappresentare anche in modo umile e indegno il dolore di quella coppia di 2 donne che in realtà chiede diritti, chiede solo uguaglianza. Ecco, io ogni qualvolta mi sono trovata davanti a questi argomenti pessimi, che come dico io qualificano chi li dice, come qualificano i colleghi che ci hanno chiesto di levare la fedeltà. Se tu pensi una cosa del genere ti qualifichi da solo per quello che sei. Ecco, io ho sempre ripetuto, signora, noi abbiamo dei fratelli coltelli in maggioranza. Io dico delle volte,
vi sarà capitato di andare al mare e di non avere voglia tanto di farsi tutta bene la doccia, incremarsi tutti e farsi magari un riposino nel letto e portarsi la sabbia nel letto. Ecco, quando io dico devo fare una cosa con Alfano è come se dormissi con la sabbia nel letto. Certo fastidio ce l'abbiamo, però si sopporta quando hai la capacità di dire va bene, mi chiedi una cosa, ti do quella che per te è così importante, perché la vuoi tramutare in un insulto, perché vuoi dire che le coppie omosessuali sono delle coppie goduriose, quindi magari poi in qualche modo non sono fedeli perché hanno anche un'altra attività sessuale. In realtà io quando Alfano mi ha chiesto di levare la fedeltà, Marco lo sa perché gliel'ho raccontato, ci siamo trovati in 3 chiusi in una stanza, io, il ministro Orlando, la ministra Boschi. È stato come se loro mi chiedessero di fare il gioco della torre. Chi vuoi buttare dalla torre? Ecco, quando la proposta era togliete il riferimento a vita familiare perché le coppie di persone dello stesso sesso non sono famiglie, io ho detto no. E Maria Elena ha detto no. Vita familiare è un riferimento europeo, vita familiare è quello che loro sono tutti i giorni, vita familiare sono i loro bambini, anche per i magistrati che continuano a riconoscerci l'adozione. Al gioco della torre tra vita familiare e fedeltà io ho detto tutta la vita fedeltà, ma che cos'è la fedeltà? La fedeltà è il retaggio arcaico del maschilismo oppressivo nei confronti delle donne. È il principio per cui la moglie è roba mia, io sono il padrone e siccome mi ha tradito perché non è fedele io la posso ammazzare. Il delitto d'amore era questo, un attenuante perché lei mi aveva messo le corna e io la potevo ammazzare. Ecco perché ha ragione Gattuso a dire se questa è davvero una prima vera riforma del diritto di famiglia dal 75 a oggi, unioni civili è un istituto moderno a cui il matrimonio deve andare dietro per rinnovarsi. Noi abbiamo fatto non più il rinnovamento del diritto di famiglia, abbiamo creato il diritto delle famiglie, perché nel testo unioni civili c'è una seconda parte un po' taciuta che poco ha interessato la stampa, che si chiama regolamentazione delle convivenze. E quindi finalmente un Parlamento laico, un Parlamento che risponda ad una sola religione, la Costituzione. Non c'è un'altra religione in Parlamento che può dare le regole etiche e morali. Un Parlamento laico riconosce tutte le forme di famiglia e non entra nella camera da letto delle persone e quindi si lascia agli eterosessuali l'ossequio dell'articolo 29, quindi il matrimonio civile, previsto dal codice civile, per qualcuno è anche un sacramento, esiste il nostro concordato e quindi chi vuole lo va a fare in chiesa, esiste finalmente l'unione civile, un matrimonio con un altro nome, come dice l'ottimo amico Gattuso, per le coppie dello stesso sesso, ma con tutti i diritti, senza discriminazione, con i diritti sociali che sono quelli più importanti, e poi esiste la regolamentazione, il riconoscimento delle coppie che vogliono restare conviventi, siano esse 2 uomini, 2 donne o 2 eterosessuali, devono avere comunque quei diritti minimi di civiltà che vengono riconosciuti a chiunque convive more uxorio, ovviamente con un legame affettivo amoroso e non tra 2 fratelli o tra zio e nipote. Questi sono quei diritti comunque che già la giurisprudenza riconosceva, fino ad arrivare agli alimenti nel caso in cui una delle 2 parti della convivenza di fatto venga lasciata e versi in condizione di incapacità. Allora vi do solo un dato politico, poi preferisco magari interloquire con voi e ricevere delle domande. Qualcuno ha detto, e ha detto bene Laura, il coraggio del governo di mettere la fiducia su questo testo. Qualcuno ha detto però la fiducia davanti a un testo che parla di etica, di diritti civili, un testo che tocca la coscienza e la morale, bisognava consentire anche un voto di coscienza diverso. Allora io dico, riflettiamo su questo. Noi abbiamo fatto un percorso lungo 2 anni,
un percorso nel quale con grande fatica io ho costruito un'alleanza trasversale. Avevo tentato di ripercorrere quello che si era fatto sulla legge sul divorzio, sulla legge sulla maternità responsabile, l'interruzione volontaria di gravidanza, cioè andare al di là dell'arco della maggioranza, quella famosa maggioranza con la sabbia nel letto, e dire facciamo una legge moderna con chi ci sta, con chi voterà il testo in commissione, con chi mi fa uscire da quel pantano, con chi combatte con me la cavalleria medievale retrograda che ho avuto per 72 sedute. Avevamo costruito un accordo con Movimento 5 Stelle, con i colleghi di SEL, con il gruppo misto, con i socialisti e con i 9 colleghi di Commissione Giustizia del PD, di cui, attenzione, ben 4 sono senatori dell'area cattolica, progressisti e noti a tutti per la loro fede, come diceva appunto prima il collega Savarese. Ecco, questo patto portava con sé la certezza dei numeri, perché come dice sempre il mio collega Sergio Lo Giudice, quando arrivi in aula quello che conta sono i numeri. È quello che ha detto Laura, noi ce l'eravamo rischiata ad andare senza relatore, ce l'eravamo rischiata a calare in aula il testo pur non avendo concluso l'esame in commissione per colpa dell'ostruzionismo, ma eravamo sicure dei nostri numeri. Guardate, il 15 febbraio per me è un giorno importante perché è il mio compleanno e io presi bene un certo messaggino che mi arrivò la sera, dissi vabbè, lo considero un bel regalo di compleanno, in cui gli amici dei 5 Stelle di commissione mi dissero bene, domani si vota l'emendamento Canguro Marcucci, cioè il premissivo, che dentro aveva ancora l'articolo 5 l'adozione, lo voteremo sia intero che spacchettato, fateci sapere. Vado a dormire tranquilla perché sapevo che martedì 16 febbraio noi avremmo aperto la seduta con il finalmente, dopo tutto quello che vi ha raccontato Laura, il primo voto vero, il voto dell'emendamento premissivo Marcucci, che avrebbe fatto decadere i 5.000 emendamenti fatti con l'algoritmo da Calderoli e le altre trappole per far cadere gli articoli 2 e l'articolo 2 e l'articolo 3, il cuore della legge, i diritti del matrimonio. Arrivo in aula e vedo movimenti strani, vedo un pezzo dei nostri del PD che parlavano con quelli di NCD, vedo un pezzo di 5 Stelle che si agitavano andando a parlare con un pezzo dei loro ex colleghi del misto, capisco che qualcosa non andava. Vedo che un gruppo chiede una piccola sospensione d'aula, capisco che c'è ancora in corso un'assemblea del gruppo del Movimento 5 Stelle, finché alla fine con il collega Zanda, il nostro capogruppo, che devo dirvi la verità ha lavorato benissimo su questo testo e non mi ha mai, fermata, capiamo che bisognava andare a parlare con il capogruppo dei 5 Stelle, il che è sempre complicato perché loro lo fanno a rotazione, perché sono i cittadini portavoce e va bene così. Andiamo per capire e loro dicono no, abbiamo deciso che non votiamo più l'emendamento premissivo. Il 16 febbraio, martedì mattina, verso le 10:30, un'oretta dall'apertura dell'aula, io capisco, altro che buco nel cuore Marco, io capisco che la legge è morta, perché a quel punto non avevamo più i numeri e stava vincendo quel partito. Il partito incolore, il partito senza simbolo, il partito della nebbia, il partito del Gattopardo. Parlare, dire, fare per non fare mai nulla. Stava vincendo per un'altra volta il partito che aveva affossato i Dico, i Paxi di Doré, che ci aveva fatto condannare in Europa, il partito del pantano e dell'immobilismo. Perché quando tu non hai più numeri ti devi fermare. E riconosco lealtà e riconosco capacità anche di gestione dell'aula alla nostra collega, amica e grande sostenitrice di questa legge, che è la capogruppo di SEL Loredana De Petris, che con grande coraggio ha alzato la mano, ha chiesto la parola, ha chiesto al Presidente Grasso di sospendere la seduta e accantonare il testo. A quel punto era chiaro a tutti noi, Laura per prima, che è una veramente delle compagne di trincea, come le chiamo io, quando si sta nel fango a guardare dall'altra parte il nemico, quando hai fame, quando hai freddo, quando sai che sei un bersaglio.
Noi abbiamo capito che dovevamo ritornare in quella maggioranza di governo che non voleva questa legge e che quindi qualcosa avremmo dovuto mollare e che il perno su cui loro avevano fondato il loro ostruzionismo più scuro, più becero, più cattivo era quello che colpiva davvero le famiglie, davvero i bambini, le famiglie arcobaleno, e loro avevano intorbidito le acque negli ultimi mesi parlando di gestazione per altri o orrendamente, come dicono loro, utero in affitto, cosa che nella legge non c'è, non ci sarà, è vietata in Italia, rimarrà vietata, ma avevano costruito questa specie di mostro che stava per scuotere l'Italia dal punto di vista antropologico. Sarebbero arrivate le cavallette, l'Italia sarebbe sprofondata nel Mediterraneo, saremmo finiti in una così torre di Babele che si sgretolava. In questa settimana di vuoto noi abbiamo dovuto ricostruire un accordo di maggioranza. Su questo noi non saremmo qui se la Boschi non fosse quello che è, una giovane donna coraggiosa, leale, preparata, umile, che si è fatta dire passo passo, da me, da noi, da chi aveva seguito la legge, quello che potevamo aggiustare e che potevamo offrire ai fratelli Coltelli, e quindi il coraggio di Renzi di dire giochiamoci tutto, giochiamoci la legislatura, la sedia, la poltrona del governo, mettiamo la fiducia. Fino alle ultime ore prima della presentazione del maxi emendamento noi abbiamo tessuto ciò che potevamo tessere con le associazioni, con gli amici giuristi, con quella piccola meravigliosa frasetta che Gattuso vi ha spiegato, che salva comunque l'opera dei magistrati, e con fatica, con dolore abbiamo accettato tutti di votare la fiducia, sapendo che potevamo ancora dispiacere a un pezzo di movimento, a un pezzo di cittadini, a un pezzo di laici, a un pezzo di società civile e democratica di questo paese, abbandonando l'adozione del figlio del partner, ma portando a casa una legge vera, piena e concreta. Quindi io credo che faccia bene il movimento, che faccia bene il nostro partito, che facciano bene tutti i democratici e laici di questo paese a considerare questo solo il primo passo. E ve lo dico io che con fatica ho fatto questa arrampicata in questi 2 anni per arrivare a questo punto. Siamo a metà della nostra ferrata, la cima, la vetta è ancora lontana. Esiste solo un modo per uscire dalla discriminazione. Il contrario della parola discriminazione è uguaglianza. Il futuro delle unioni civili è matrimonio egualitario. Io vorrei concludere con una vecchia frase, ma secondo me sempre valida, di Martin Luther King, che combatteva appunto contro il razzismo. Quando il razzismo non ci sarà più, diceva Martin Luther King, sarò contento di essere diventato inutile. Ecco, io sarò contenta che il DDL Cittadinanza non esisterà più, perché presto avremo il matrimonio egualitario. Grazie.